Bentornati all'Ateneo Veneto, è un grande piacere e privilegio questa sera poter discutere di un libro importante, di un autore importante che è ben noto in queste sale. Devo ricordare che questo incontro è promosso innanzitutto dall'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, con sede alla Giudecca, di cui Mario Snenghi è presidente emerito. Ma ha anche il patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Fosca di Venezia, di cui Mario Snenghi è professore emerito, e il sottoscritto è docente di storia contemporanea. E a questo proposito devo anche portare il saluto del professor Daniele Baglioni, direttore del Dipartimento, che purtroppo impossibilitato da impegni istituzionali si è molto rallegrato di questa iniziativa e esprime così il suo compiacimento e le sue congratulazioni all'autore. Essendo poi il professor Baglioni un italianista e uno studioso di problemi della lingua, uno storico della lingua, apprezza particolarmente, è in grado di apprezzare, insomma, si tratta di un apprezzamento non formale, quello che ha rivolto al collega professor Snenghi. E poi c'è la presenza dell'editore, anche Ronzani Editore, che grazie all'ospitalità di Ateneo Veneto ha trovato questo spazio a Venezia, lo spazio più importante, per presentare questo libro tragico, Controvoglia, studi e interventi 1968-2022 di Mario Snenghi, di cui ora parleremo in dettaglio. Presto darò la parola per un breve saluto all'editore, il dottor Cantele, che è il direttore il creatore di Ronzani Editore. Ma prima di fare questo non presenterò a lungo Mario Snenghi, perché parleremo sostanzialmente di lui per tutto il pomeriggio, perché questa è stata definita e può essere considerata una sorta di autobiografia scientifica dell'autore, ripercorrendo una buona parte della sua produzione. Ma vorrei salutare, ringraziare e presentarvi il professor Simone Casini, che viene da Firenze ma insegna all'Università di Perugia, che è ordinario di letteratura italiana ed è uno dei massimi specialisti di Alberto Moravia, di cui è il curatore delle opere presso Bompiani, ed è anche un finissimo specialista di Ippolito Nievo, che, come forse alcuni di voi sapranno o scopriranno questo pomeriggio, è uno degli autori di riferimento di Mario Snenghi nel canone letterario della tradizione italiana dell'Ottocento, perché Mario si è dedicato molto precocemente a Nievo e poi ne è diventato sempre in qualche modo alfiere, spesso in contrapposizione polemica, diciamo, con il monopolio manzoniano nel progetto pedagogico italiano e anche nel canone letterario italiano, in cui le confessioni di italiano sono per molti versi. Quindi siamo molto grati al professor Casini di aver accettato il nostro invito e sarà lui soprattutto a guidarci in questo volume, in particolare così nella sua dimensione letteraria. Però prima di iniziare chiamo l'editore Cantele di Ronzani per un saluto, perché a loro dobbiamo, all'editore Ronzani dobbiamo questo volume, che è un volume di quasi 600 pagine, quindi ci vuole coraggio, diciamo, anche se con un autore forte e importante come Mario Snenghi fare un volume di 600 pagine, insomma, non invoglia il lettore ed è un rischio, ecco. E più, questo è il primo volume di una collana intitolata Assaggi di storia contemporanea, diretta da un collega, Renato Camurri, che questa sera doveva essere qui ma non ha potuto esserci, e quindi, insomma, ci sono molte cose, ci sono molte novità di cui parlare, e forse Giuseppe Cantele vorrà raccontarci qualche cosa in proposito. Prego, ti lascio. Prego. Grazie. Buonasera, grazie al professor Levis Sullam. Sostanzialmente quello che potevo e volevo dire l'ha detto quasi tutto lui. A me interessa innanzitutto ringraziare, l'ho già fatto privatamente e l'ho fatto nella nostra terra altopianese, il professor Snenghi, ma desidero farlo qui pubblicamente in un luogo molto importante per questa città, per
il professore e anche per noi di Ronzani Editore, che ci torniamo sempre molto volentieri a presentare le nostre cose. Ringraziarlo perché questo è il primo libro di una nuova collana, si chiama e si intitola Intrecci, saggi di storia contemporanea 1. L'idea è nata tra me e il professor Renato Camurri, che è già stato citato e che è anche il direttore di questa collana, diremo il coordinatore di questo comitato scientifico che ha messo insieme, che è davvero molto, molto speciale. Il primo numero di una collana è sempre particolare, quindi quando abbiamo cominciato a rendere concreta l'idea, io gli ho chiesto la cortesia di una partenza emblematica. Quando mi ha fatto il nome del professor Isnenghi, di cui conoscevo vari libri, essenzialmente 2 dei quali sono molto innamorato, lei lo sa, Intellettuali e militanti e Il mito della grande guerra, io sono stato subito molto felice e ho accolto qualsiasi richiesta. È vero, è un volume ponderoso, ma lo abbiamo lavorato con molta gioia. C'è stato modo di rileggere alcune pagine e di scoprirne anche molte altre che appunto sono state raccolte e che non sono sempre immediatamente raggiungibili, proprio come è tipico degli studi e dei saggi magari raccolti in rivista. Ecco, quindi grazie professor Isnenghi anche per aver accettato di inaugurare una collana con tutte le difficoltà che essa comporta, perché bisogna fare una pubblicità da zero e far capire che c'è questo progetto e che è un progetto importante al quale teniamo molto, perché crediamo che non sia disutile o inutile ragionare di storia in un'epoca che è veramente sempre meno votata alla riflessione e che consuma tutto molto in fretta, e quindi ci sembrava il miglior modo per partire, e il professor Isnenghi ci ha fatto questo grande regalo. Ringrazio poi chi ha organizzato tutto questo, nuovamente il professor Levis Sullam, il professor Casini. Vi ascolterò molto volentieri, quindi io ho già finito. Grazie all'Ateneo Veneto. Come è nostra consuetudine, questo volume che terrò in mano durante la presentazione sarà poi donato alla biblioteca dell'Ateneo, dove ci piace pensare che ci sia anche un pochettino di ciò che noi facciamo. Grazie, buon ascolto. Allora, grazie mille all'editore. Passiamo a questo punto all'autore e ai suoi intervistatori e commentatori, diciamo. Daremo la parola a Mario Isnenghi per ultimo, con una ampia e ricca replica per le osservazioni e le domande che invece gli faremo. Non ritengo che valga la pena presentarlo, perché parlando di questo libro parleremo di lui sostanzialmente e della sua produzione scientifica, letteraria e in qualche modo anche politica, perché c'è tutta una dimensione politica di Mario Isnenghi di cui varrebbe la pena parlare, di cui forse parleremo in qualche modo, che emerge in controluce e non solo in controluce in questo volume. Dirò solo così come punto di partenza che Mario nasce diciamo letterato, si laurea in italianistica con una tesi laurea che è il nucleo portante, l'embrione di quello che sarà uno dei suoi libri più noti e importanti, che ha avuto poi 6 edizioni e che ancora oggi è utilizzato all'università, cioè Il mito della grande guerra, e poi nel tempo, o forse già quando fa il letterato, diventa uno storico e costantemente, diciamo, queste sue predilezioni, queste sue diciamo arti, scienze, possiamo chiamarle e considerarle in modo diverso, si alimentano a vicenda, si intrecciano ed è sempre stato così, forse in tutta la sua produzione fino ad oggi, e questo emerge molto chiaramente, credo, anche in questo volume. Quindi dirò solo questo, diciamo, come premessa iniziale, come dato biografico iniziale, e questo volume è posto accanto d'altra parte, per chi volesse approfondire, almeno all'autobiografia recente di Mario Isnenghi, cioè Vite vissute e no, i luoghi della mia memoria, che è stato pubblicato alcuni anni fa dal Mulino, e che è esplicitamente un'autobiografia in cui Mario Isnenghi racconta il proprio percorso anche personale, anche privato e quello pubblico, di studioso e via dicendo. Qui siamo nel suo cantiere scientifico
e anche in parte appunto politico o almeno civile, ecco. Detto questo, cedo molto volentieri la parola innanzitutto a Simone Casini, ringraziandolo ancora di essere venuto da Firenze e Perugia per questa presentazione, e do senz'altro a lui la parola. Grazie. Sì, allora grazie vivissime per l'invito, grazie al professor Mario Isneghi anzitutto, che è stato d'accordo insomma per avermi qui come relatore, grazie a Simon Levis-Sullam, all'Ateneo Veneto, all'editore, perché insomma mi dà la possibilità davvero anche in qualche modo di saldare un debito, perché io credo di avere veramente un debito verso il professor Isneghi e verso la cultura insomma che rappresenta e i lavori appunto che ha realizzato, perché devo dire, lo dirò, ecco, io vengo in qualche modo da insomma in qualche modo da fuori, ma sono veramente molto debitore per una serie di studi e di interessi dei suoi lavori. Ho sempre avuto una grande ammirazione appunto per Mario Isneghi, per come ha in qualche modo fatto interagire letteratura e storia, per il modo sempre innovativo di affrontare temi in apparenza intoccabili, addirittura monumentali, no? Pensiamo alla Grande Guerra, pensiamo a Giuseppe Garibaldi, sono temi effettivamente, no, che rischiavano e rischiano sempre, no, di risultare in qualche modo troppo grandi, no, per il pubblico di oggi, no, per la sensibilità di oggi. E invece appunto, ecco, i suoi libri, i suoi approcci sono sempre stati profondamente innovativi, segno e anche, devo dire, in qualche modo portato di una libertà intellettuale che ha anche un corrispettivo nella novità metodologica, va bene, di affrontare, no, di elaborare nuovi metodi funzionali alla propria ricerca, no? Anche il testo il libro di cui parliamo oggi, appunto, ha dei saggi che mostrano proprio una ricerca sempre molto originale, nell'approccio a fonti diverse, inconsuete, e per esempio, no, nel ricorso alla letteratura, appunto, ecco, come ha detto giustamente Simon Levis-Sullam, adesso Mario Isneghi nasce appunto in un rapporto stretto con la letteratura e ecco, partirei proprio, no, in qualche modo dal saggio più antico di questo libro di cui oggi parliamo, no? Tragico controvoglia, studi e interventi 1968-2022, quindi un'arcata di quasi 60 anni. No? Eppure, no, questo libro di 500 pagine, si potrebbe dire quasi un po' paradossalmente, è un piccolo libro rispetto alla mole, alla grandezza delle questioni agitate e anche alla quantità dei lavori affrontati nel corso dei 60 anni. Ed è anche, direi, al di là del fatto che è una raccolta di testi in qualche modo esemplari, è anche un libro profondamente libro, nel senso ha una sua unità che non è così esteriore, ma è legata appunto a temi e fili profondi, di cui il titolo è uno dei sintomi principali. Ecco, cercherò di dire un po' alcune impressioni di lettura, alcuni rilievi che appunto la lettura di questo libro mi ha ispirato, partendo appunto dal primo saggio, appunto primo in senso cronologico, perché poi l'organizzazione interna del libro risponde a una costruzione tematica e di ispirazione diversa. Ma in senso cronologico il saggio più antico qui raccolto è L'incontro con Nievo, e devo dire appunto che è anche la ragione forse per cui io sono qui, perché io credo di aver incontrato Mario Isneghi attraverso Nievo, va bene? In qualche modo anche con ecco, in Isneghi nel saggio bellissimo su Nievo, che introduceva le confessioni di un italiano per le edizioni Radar, Paduane Radar, nel 1968,
difficili da trovare, era un testo difficile da trovare. Io ho curato appunto 30 anni dopo un'edizione delle Confessioni di un italiano e appunto ricordo che c'era una certa difficoltà a trovare l'introduzione di Snenghi, e questa è una delle ragioni anche di gratitudine verso questo libro che lo ripropone, ed è un testo a mio avviso effettivamente straordinario. Ecco, si avverte, è uno dei testi, posso dirlo un po' da lettore, da cultore di Nievo in qualche modo, è uno dei testi più straordinari scritti su Nievo, ecco, di quelli che in qualche modo vivono in maniera più empatica lo scrittore, più partecipe. Ed è un dato, credo, che caratterizza anche tutto il libro, Tragico controvoglia, la sensibilità letteraria, davvero critico letterario, capace cioè proprio di entrare negli autori, di medesimarsi nel punto di vista degli scrittori, come capita di rado, di rado. Si può veramente parlare di, come appunto si intitola in questo caso, un incontro. E il saggio su Nievo è molto bello perché appunto appartiene agli anni 60, appartiene ai 20 anni del professore Snenghi e ricorda quella, posso anche citarlo, ecco, quella Padova nieviana appunto in cui tutto sommato si è un po' fondata anche la fortuna attuale di questo scrittore un po' trascurato nella tradizione. La Padova di Ginio De Luca, di Mengaldo, di De Michelis, di Balduino, ecco, tutti nomi appunto che mi sembra di avvertire come retroterra, ma appunto la lettura di Snenghi in chiave così solidale, così forte nei confronti di Nievo è molto originale ed è una chiave nazional-popolare, ecco, come viene appunto sottolineato, un Nievo nazional-popolare quindi che costituisce a mio avviso anche uno dei fuochi in senso geometrico e anche in senso metaforico di questa raccolta di volumi, perché appunto rappresenta, per così dire, il polo positivo, no? Il momento positivo del libro. E appunto ecco l'aspetto a mio avviso straordinario è proprio che nel raccogliere questi suoi saggi, Snenghi non consegna soltanto i risultati di una ricerca di studioso, ma in qualche modo vi riconosce anche il proprio itinerario intellettuale. Ecco, si avverte proprio nel libro un percorso, un'avventura intellettuale che non è appunto di uno studioso isolato, ma è uno studioso molto attento alla generazione, al tempo storico, al momento storico in cui nasce ogni singolo lavoro. E appunto ecco, questi lavori dei 20 anni, impiantati nei 20 anni, negli anni 60, sono effettivamente, come viene detto, un po' la miniera, il repertorio, no? Da cui appunto trae poi alimento tutta forse, no? L'ispirazione, tutta la successiva ricerca di Snenghi. E questa è una riflessione molto bella, la trovo anche appunto, scuserete l'insistenza, molto nieviana, no? Nel senso che appunto i 20 anni sono effettivamente per tutti, no? Gli anni in cui si incrocia la storia, no? E naturalmente è un incontro che appunto dipende solo in parte, no? da ciascuno di noi, ma serve appunto una sensibilità storica, una sensibilità, una passione politica anche per fare, no? Di questo incontro tra la propria giovinezza e il tempo storico un tema critico, un tema di riflessione. E devo dire, in Snenghi come in Nievo, ecco, si avverte questa
questo momento decisivo dei 20 anni come scelta per sempre, no? In qualche modo, una scelta che poi dura anche da ottuagenari, ecco, si può dire, forse qui c'è anche una corrispondenza ulteriore con Nievo, no? In qualche modo, cioè una sensibilità giovanile che accompagna l'intera ricerca. Questi grandi lavori impiantati in gioventù, appunto Nievo da un lato, e poi il grande lavoro appunto a cui è stato fatto riferimento, cioè I vinti di Caporetto prima e poi la trilogia sulla Grande Guerra, quindi il mito della Grande Guerra, sono appunto in qualche modo il fondo, il punto di partenza così che alimenterà poi anche tutta la successiva riflessione. Come appunto si legge nella sua autobiografia, Vite vissute e no, il lavoro compiuto in quegli anni costituisce una raccolta di materiali e un'apertura di discorso che poi con calma appunto diventerà il mito della Grande Guerra, anzi prima e dopo un grande albero a più rami che getta a tutt'oggi foglie. Ecco, questo libro, Tragico Controvoglia, in qualche modo è un risultato, un prodotto delle ricerche impostate a quell'epoca. È un fatto, a mio avviso, straordinario. Anche perché, appunto, aggiunge Mario Snenghi, la questione è sempre questa: imparare dagli altri che fare nei grandi frangenti della storia, con una piega etica prima ancora che politica. E questo, a mio avviso, ecco, costituisce veramente uno dei caratteri profondi di questo libro, dei più suggestivi. Cioè, effettivamente, non è soltanto un libro di storia, ma un libro anche di tante storie. È appunto un confronto con i destini, le scelte, le biografie dei coetanei, degli altri, nei momenti in cui la storia in qualche modo si impone con i suoi out-out, con le sue scelte drammatiche. E qui si viene, se vogliamo, un po' a questo titolo, no? Il titolo scelto da Mario Snenghi per questa raccolta, Tragico Controvoglia, che è un titolo ossimorico, no? Un titolo provocatorio, no? Mario Snenghi è molto attento ai titoli, c'è un saggio proprio dedicato proprio ai titoli nella bibliografia di epoca fascista, per esempio. Ecco, in generale, ecco, i titoli hanno sempre un significato in qualche modo riassuntivo. Ecco, Tragico Controvoglia focalizza un tema profondo e che per certi aspetti forse è anche un po' il risultato di questa meditazione sulla storia italiana. Mi sembra anche, ecco, questo un fatto molto importante. Devo dire che mi pare appunto che sia un modo anche molto vitale, no? di riflettere proprio su questa intima, appunto come dice Mario Snenghi, l'intima tragicità della storia d'Italia, che appunto è una storia tragica dal punto di vista fattuale, in sostanza è una storia un po', forse direi, che ha una latenza di guerra civile che riaffiora nel corso del tempo. Ma l'aspetto paradossale, l'aspetto più importante, è la scarsa autocoscienza degli italiani rispetto a questo elemento tragico. Cioè in qualche modo, ecco, riconosce con molta acume, e a mio avviso è una proposta critica di profondo valore,
un'intima tragicità nelle situazioni che la storia italiana propone, proprio per questo suo, per questa sua strutturale tendenza a appunto così, a un conflitto latente, e appunto la incapacità o la difficoltà a fare i conti con questa tragicità delle situazioni. Tipicamente, no, nei riusi che viene fatto dei grandi episodi della storia italiana, o le mistificazioni, le riduzioni, i mascheramenti che vengono fatti di alcuni episodi. E in sostanza, ecco, in questo aggettivo, no, in questa definizione di tragico controvoglia, si esprime appunto proprio questa incapacità, no, di assumersi fino in fondo, no, le provocazioni della storia. E lo trovo appunto, ripeto, un rilievo di estremo interesse, no? Anche perché il tragico, una volta riconosciuto come tale, avrebbe un corrispettivo nella catarsi, no? In una sorta di rinnovamento, ma il non riconoscimento in qualche modo fa accumulare il rimosso. È interessante, ripercorrendo i vari saggi della raccolta, che coloro che sono all'altezza invece del lato tragico della storia, figure assai nobili come Cesare Battisti, va bene, personaggio eminentemente tragico e nobilmente all'altezza del suo ruolo, oppure come tante altre nobili figure che scompaiono quasi nel silenzio, spesso figure non di primo livello, ecco, ci sono dei personaggi che delle figure in qualche modo non di primo piano, proprio perché appunto perseguono le provocazioni della storia con estrema coerenza. E quindi, ecco, la tragedia della storia in che cosa consiste? Sarebbe come dire un momento di verità che alcuni grandi scrittori, Meneghello, Rigoni Stern, Slataper, sfiorano, percepiscono, intuiscono nella situazione, ma vedono soprattutto negli amici, negli altri. E spesso non sanno in qualche modo, così, ecco, lo vedono vissuto in altri, appunto, e lo registrano, ecco, in qualche modo. Ecco, per esempio, sono bellissimi i saggi, appunto, dedicati a Luigi Meneghello, appunto, recentemente, appunto, in occasione, mi pare proprio nel maggio del 2023, ecco, o appunto a Rigoni Stern, a Slataper, ecco, dove appunto c'è la percezione, l'intuizione di un conflitto e quindi di un momento di verità, che però viene in qualche modo osservato piuttosto nei destini appunto nei destini a volte tragici, realmente tragici di amici e di coetanei. Sono questi scrittori in qualche modo cari ai Snenghi, grandi scrittori, non a caso forse anche della cultura veneta, la cultura veneta così intimamente e tradizionalmente connessa anche a situazioni decisive appunto per tutta la nazione. Appunto perché scrittori in qualche modo accomunati proprio dall'aver avuto coscienza di una tragedia che ha sfiorato la loro vita e ha travolto quella di amici e di coetanei. Credo appunto che uno dei dati significativi in questo senso sia proprio
questo, no? L'intuizione che nella storia italiana si riproducono periodicamente, ossessivamente, situazioni, diciamo così, latenti di guerra civile, va bene, non sanate, va bene, che però appunto vengono in qualche modo sdrammatizzate, vengano ridotte, vengano smorzate, ecco, questo è un termine anche che ricorre nel testo. E questo a mio avviso è una riflessione straordinaria, perché sì, a volte coinvolge anche figure maggiori. Straordinaria in questo senso è la rilettura di Garibaldi, a partire da un libro che anch'io ho molto amato, Il Garibaldi fu ferito, va bene, un testo assolutamente appunto anticonformista nel modo di presentare e di rileggere la figura di Garibaldi. In questo caso appunto si tratta di un protagonista, quindi, nella figura di Garibaldi appunto il momento nella storia di Garibaldi, Mario Snenghi focalizza, ecco, il momento di verità, in qualche modo, appunto nell'esperienza di Aspromonte, quando appunto l'esercito italiano, nel 1862, a 2 anni appunto dal compimento dell'unità, appunto in cui un ruolo decisivo aveva appunto Garibaldi con la spedizione appunto dei 1000, l'esercito italiano appunto spara su Garibaldi. Situazione altamente tragica, no? In cui in qualche modo anche si ripropone un conflitto che aveva un precedente lontano, no? La condanna a morte di Garibaldi nel 1834, va bene, al tempo dei primi moti mazziniani, e che adesso sembra paradossalmente riproporsi. Ecco, questa è una situazione in qualche modo fattualmente e oggettivamente tragica e che invece paradossalmente viene rivolta in burla, appunto in una filastrocca, in una canzonetta del Garibaldi fu ferito, va bene, i ribildi fiffiriti, va bene, quindi insomma, E questo è molto interessante soprattutto perché, e qui sta la grandezza, va bene, rivendicata a Garibaldi, no? In mezzo a tante polemiche, a tanti tentativi anche di revisionismo storico, di riduzionismo, perché in realtà appunto in Garibaldi c'è coscienza di questa tragicità oggettiva, fattuale, una coscienza che non viene nascosta. E molto acutamente Snenghi la rinviene, per esempio, no, nel poema autobiografico, no, scritto non a caso proprio all'indomani dei fatti di Aspromonte, durante la reclusione nel forte di Varignano, e poi appunto anche nella sua storia successiva, no, nel suo ritiro a Caprera, nel suo rifiuto in qualche modo di prestarsi a letture unanimistiche, diciamo così, del Risorgimento. Ecco, quindi anche questa rilettura di Garibaldi, che in qualche modo diviene un po' esemplare, tant'è vero che l'introduzione di Tragico Controvoglia si intitola Mettere al centro Aspromonte, che è appunto un titolo curioso per un'introduzione, è un titolo appunto provocatorio, suggestivo, ma anche enigmatico, ma appunto allude proprio a questo dato di fatto. La storia incrocia le vite degli individui in qualche modo e li mette un po' di fronte a loro stessi. E questo, ripeto, mi pare un po' l'aspetto che a me è più suggestionato mi sembra appunto un aspetto affascinante del libro di Mario Snenghi, nel senso appunto che è davvero una chiave di lettura, no? Anche di una storia italiana che propone situazioni oggettivamente gravi ma che non vengono percepite come tali. E mi sembra anche, ecco, a proposito di quella necessità di storia di cui appunto prima si è fatto un po' cenno, che sarebbe forse veramente, ecco, in qualche modo questa, mi pare che
i saggi di Snenghi in qualche modo individuino, focalizzino un territorio in cui veramente la storia d'Italia può diventare molto interessante, persino per un giovane di oggi, proprio perché è un territorio esistenzialmente importante e decisivo. È una lettura appunto che in qualche modo allontana la storia d'Italia da letture un po' viete o tradizionaliste o anche nazionaliste, ne fa invece una situazione in qualche modo di valore universale, no? Io trovo che in effetti la storia d'Italia potrebbe essere un contesto estremamente avvincente di riflessione, di maturazione, dal punto di vista proprio anche della formazione. Ecco, questo tragico che la storia italiana ripropone ossessivamente attraverso i decenni, va bene, quindi Aspromonte e poi la Grande Guerra soprattutto, ecco, e poi naturalmente il momento di verità, no, durante la Seconda Guerra Mondiale, il periodo del trapasso, della trasfigurazione, no, analizzato in maniera straordinaria, a mio avviso, in quel saggio, per certi aspetti centrali, che è appunto il saggio dedicato a Meneghello, no, dove Meneghello si confronta appunto con i destini dei suoi coetanei dell'Università di Padova in quegli stessi anni, dei suoi maestri, dei suoi coetanei, e appunto degli scrittori che come lui in fondo hanno fatto il salto, hanno fatto il passaggio. Ecco, ecco tutto ciò effettivamente è spiega anche perché la Grande Guerra abbia una tale centralità. E appunto i saggi, c'è una serie di testi nel volume Tragico Controvoglia che riguardano proprio, no, la storia del libro del 1970, una serie di saggi che riguardano appunto le avvertenze, gli aggiornamenti relativi alle varie edizioni di un libro fortunatissimo, giunto credo all'8ª edizione ormai, no? Ed è un libro vivo, i libri si muovono nel tempo ed è molto bello seguire sia il rapporto dell'autore con questo proprio libro dei 20 anni e la tenuta di questo libro nei 20 anni, e al tempo stesso il rapporto di questo tema della Grande Guerra con la cultura italiana e addirittura con la comunità degli studiosi rispetto alla Grande Guerra e al suo mito, perché appunto rivela effettivamente le trasformazioni della sensibilità, della cultura, e permette di mettere a fuoco anche una serie di atteggiamenti oggettivamente ambigui. Il rapporto con la Grande Guerra in effetti spesso nasconde il rapporto con la nazione, con lo Stato, va bene, appunto con la responsabilità individuale. Un libro quindi nato controcorrente che continua ad essere controcorrente. Ecco, a me sembra veramente che il libro di Mario Snenghi sia straordinario proprio per questo. Mi sembra proprio il libro di un grande storico del dramma delle coscienze, va bene, nel momento in cui la storia le provoca, le mette di fronte a scelte cruciali. E appunto manifesta anche questo atteggiamento in qualche modo tipico della cultura italiana, no? Di
strammatizzare, di ridurre, di nascondere, no? Di trasformare in melodramma, va bene, ciò che è altamente drammatico. Da questo punto di vista, ecco, forse problematica è proprio la figura di Ippolito Nievo, no? E su questo magari mi permetto poi di chiedere anche a Mario Snenghi una riflessione, proprio perché appunto in Nievo appunto questo discorso non si manifesta in qualche modo. C'è un accenno a ciò che naturalmente, ecco, così alla sorte, no, di una generazione come la sua o di garibaldini come lui negli anni successivi, cioè la morte precoce in qualche modo impedisce di seguirne la traiettoria biografica. Ecco. Però appunto, no, così, la figura di Nievo nel suo carattere così solare, no? È un aggettivo che pure questo ricorre nelle pagine di Snenghi, è in qualche modo un polo positivo, no? Rispetto a questa tragico controvoglia, dove il controvoglia, ecco, allude a una incapacità di partire volontari, va bene, del volontarismo, no? Nel controvoglia forse c'è un'opposizione al volontarismo, all'idea di chi parte nel momento in cui la storia provoca, in cui la storia chiama, ecco. Ecco, questo appunto sono riflessioni un po' libere, appunto, che mi sono state ispirate da tanti di questi saggi. Ora appunto non li ho poi affrontati singolarmente, ma appunto ripeto, ho cercato piuttosto di evidenziare alcuni tratti che mi sembrano comuni e che fanno di questi saggi, nati da occasioni diverse, a volte lontani nei decenni, però un vero libro, ecco, un libro che ha un'idea, un cuore pulsante e che interroga la storia italiana in una maniera, ripeto, così ricca, così stimolante, che a mio avviso la ripropone come un territorio interessante per noi tutti, ecco, anche di riflessione. Allora, ringraziamo molto Simone Casini per questa lettura così accurata, intensa e profonda delle pagine di Mario Snenghi, che ne soppesano le diverse stagioni, momenti, qualità, sviluppi e anche durate, perché alcuni di questi testi hanno, appunto, come sentivamo, avuto una loro lunga vita che ancora oggi li vede presenti nelle librerie e rende possibile la loro riproposta, non solo per una scelta dell'autore, ma per un oggettivo interesse oggi, appunto, verso, in alcuni casi, come ripetutamente ha detto Simone Casini, perché non ci si pensa magari leggendolo, il Mario Snenghi ventenne che scriveva di Ippolito Nievo e che ancora oggi ha delle cose da dirci. Dico il ventenne assieme naturalmente al 85enne che festeggiamo in questa cifra tonda quest'anno. Io dirò per una decina di minuti alcune altre cose, diciamo, dalla prospettiva di uno storico e di un allievo di Mario Snenghi, prima di lasciare spazio all'autore, che in fondo tutti sono venuti qui ad ascoltare, più ancora forse che, a parte il professor Casini, che i presentatori, e poi lasceremo anche lo spazio ad eventuali domande e interventi dal pubblico. Solo una nota, solo una nota autobiografica, nel senso di dire che io mi sono laureato con Snenghi 30 anni fa, no, meno di 30 anni fa, ho conosciuto Mario Snenghi 30 anni fa, esattamente appunto nell'autunno del 1993, quando mi sono iscritto alla facoltà di lettere e al corso di laurea in storia, al Dipartimento di Studi Storici qui vicino all'epoca. Però questa è la prima volta che mi capita, pur essendo allievo di Mario, di presentare un libro di Mario, e quindi c'è una certa emozione nonostante tutto, in qualche modo da collega nel frattempo, anche perché devo dire che molti di questi saggi io li ho visti
non so se si può essere paternalisti verso il proprio maestro, ma non credo, ecco, no? Li ho visti nascere, diciamo, ero accanto assieme a molti di noi, qui ci sono Giulio Albanese, Giovanni Sbordone, doveva esserci, aveva cecchinato a presentarlo, ci sono molti altri, adesso non so se vedo tutti, ma insomma, gruppo di allievi e laureati di Mario Snenghi che hanno sentito Mario parlare di quello che lui stava facendo e hanno seguito i suoi corsi e hanno conosciuto, hanno visto nascere molti di questi saggi, o li hanno letti poco dopo la loro nascita o negli anni successivi in cui ognuno di noi aveva preso strade diverse e ha potuto seguire quello che il maestro continuava a produrre, oppure ne ha sentito parlare per quelli che erano stati prodotti in precedenza, ecco, con riferimenti autobiografici oppure anche scientifici rispetto a dibattiti che avevano generato, a come si collocavano. Cioè, posso dire anche un caso di un saggio che ho addirittura commissionato assieme ad Alessandro Casellato, un saggio sulle confessioni d'italiano, quando con Alessandro Casellato nei 150 anni dell'Unità d'Italia tenemmo a Ca' Foscari una maratona di letture sulla 150 anni dell'Unità e chiedemmo ai diversi colleghi di varie generazioni di presentare un proprio testo per costruire un canone letterario che in qualche modo si ricollegasse all'identità nazionale e ai temi del risorgimento e dell'unificazione, e Mario naturalmente scelse Nievo. E quindi comunque, come avete capito, al di là dei riferimenti personali, già dalla presentazione di Simone Casini, questo volume è una sorta di palinsesto in cui sono stratificate non solo i diversi approcci di Mario Snenghi, ma diverse stagioni della sua produzione, del suo percorso intellettuale, scientifico e civile, che lo ha messo in contatto ripetutamente con gli aspetti tragici della storia d'Italia che venivano evocati da Simone Casini e che sono uno dei cuori pulsanti di questo volume, come si dice già nel titolo, perché Mario Snenghi ci ha sempre ricordato che appunto la storia italiana è una storia tragica, forse come tutte le storie nazionali, forse ancora di più, segnata da grandi cesure, sia di grande violenza, di grandi scontri nel Risorgimento, che a volte viene olograficamente rappresentato come una corale, diciamo, rincorsa verso l'unificazione, ma no, dice Mario, c'è Aspromonte in cui i piemontesi sparano dietro a Garibaldi. Noi cantiamo Garibaldi fu ferito, ma quella è la storia di una, come diceva Simone Casini, di una guerra civile in nuce, diciamo. E poi le guerre civili apertamente combattute, in particolare quella del 43-45, che tale si è potuta chiamare pubblicamente da tutte le parti grazie al grande libro di Claudio Pavone del 1991, Una guerra civile, saggio storico sulla moralità nella Resistenza, ma si è potuta chiamarla così anche in dialettico rapporto e confronto con un altro storico che negli anni ha scritto di quelle questioni, soprattutto alla fine degli anni 90 o a metà degli anni 90, cioè Renzo De Felice, che è stato per qualsiasi storico del fascismo in Italia uno, diciamo, degli interlocutori necessari, una fonte, un motivo un autore con cui confrontarsi e a volte a cui contrapporsi, soprattutto e sempre più nel procedere degli anni. Come ricorderete, alla fine della vita di De Felice esce, o meglio, De Felice conclude la propria esistenza, diciamo, lasciando inedito il volume ultimo della biografia di Mussolini, dedicato proprio alla guerra civile, che verrà curato dagli allievi e che viene recensito da Mario nel manifesto. E mi ricordo benissimo quando uscì quella recensione, anche perché riprendeva un seminario tenuto a Ca' Foscari da Hayden White, che parlava di storia tragica, storia comica, eccetera, eccetera, che offrì degli spunti a Mario per quel tipo di lettura. Ed è interessante, potrei parlare veramente a lungo di molti di questi saggi, ma volevo raccogliere anche alcuni degli spunti che Simone Casini aveva lanciato, perché mi sembrano effettivamente centrali, come il tema della guerra civile, quella del 43-45, sia effettivamente uno dei cuori generatori dell'intero libro e forse dell'intera produzione di Mario Snenghi. Questo sarebbe più da misurare e verificare. Io parlo non solo da allievo e da più giovane collega, ma anche da persona che ha degli interessi di storia della storiografia, diciamo. Diciamo, questo problema della guerra civile diciamo sotterranea o latente, come l'ha chiamata Simone Casini, è decisivo e si esprime
ad esempio in particolare nel ripetuto riferimento a Meneghello, che è uno degli autores, come abbiamo sentito, necessari e di punta per Marisnenghi e un po' per tutta la storiografia veneta, Emilio Franzina in particolare e Silvio Lanaro, che addirittura era di Malo, quindi era conterraneo di Meneghello, perché nella stessa produzione di Meneghello, anche lì il cuore generatore di tutta la produzione di Meneghello è la guerra civile e il passaggio tra fascismo e postfascismo. Approdo all'antifascismo, ma un approdo che, a mio avviso, e su questo forse c'è ancora da lavorare, non si basa solo su una mera esecrazione del passato politico proprio di Giovane Editoriale e delle generazioni precedenti. Tutto sommato, forse in Meneghello, mi azzardo a dire, c'è anche una nostalgia di una stagione della propria vita e delle cose in cui lui aveva creduto con altri, e comunque tutta quella produzione, anche la produzione di Meneghello, ha una sua tragicità. Qui c'è una recensione a Bausette, e in Bausette c'è Meneghello dice: io mi sono sentito morire e rinascere nel passaggio tra fascismo e antifascismo. Quindi riconosce anche l'aspetto tragico della propria esistenza, a cui poi è seguita una rinascita, ma c'è anche un lutto che deve essere elaborato, e questo riguarda la storia d'Italia e riguarda anche gli storici dell'Italia e riguarda forse anche Marisnenghi, che in fondo, non voglio farne lo psicanalista di Marisnenghi, ma Giunge, ci racconta nella sua autobiografia Vite vissute e no, giunge in qualche modo ad una prima coscienza politica, a dei ricordi in qualche modo politici nel 43-45, e quindi giunge ad una propria coscienza di cittadino infante nel 43-45, cioè nella tempesta del crollo del fascismo, della sua rinascita e dello scontro che porterà alla liberazione dell'Italia. Altri aspetti che stanno in questo volume e che sono stati molto importanti nella mia esperienza, ma per come io ho vissuto Marisnenghi e per come credo Isnenghi ha vissuto effettivamente, ci sarebbe molto a lungo di parlare della rivista Belfagor, di cui Mario è stato alla fine per una stagione importante condirettore assieme a Carlo Ferdinando Russo, figlio di Luigi Russo, e quindi ci sarebbe da risalire quindi a un indiretto discepolato di Marisnenghi nei confronti di Luigi Russo, il grandissimo italianista, membro del Partito d'Azione, che però veniva da un complicato percorso nel ventennio, profondamente vissuto, intimamente vissuto, in rapporto strettissimo sia con il filosofo del fascismo Giovanni Gentile che con il filosofo della libertà Benedetto Croce, e poi con un approdo da intellettuale quasi organico al PC, con simpatie fin staliniane, e infine animatore di questa straordinaria rivista Belfagor, di cui Mario è stato prima collaboratore, giovane, con delle pagine importantissime, degli studi notevolissimi, e poi alla fine anche condirettore. Su questo c'è molto nel libro, se ne parla, ci sono delle pagine autobiografiche importanti. Mi riferirò solo ad altri due aspetti tra i tanti di cui si potrebbe parlare, perché ci sono altri autori, ho citato Russo, ho citato Meneghello, è stato citato Rigoni Stern, Nievo naturalmente, e forse un appassionato di Nievo che nasce come autore di confessione di un ottogenario o di un italiano, non può che produrre dei libri che sono delle confessioni sulla propria identità di italiano, e infatti mi chiedevo questa mattina quali libri avrei dovuto portarmi dietro e quante sono le autobiografie di Isnenghi, oltre a quelle che si chiamano dichiaratamente tali, diciamo, perché in fondo anche uno degli ultimi libri su Venezia, difficile stare dietro la produzione di Mario, è un libro che è molto autobiografico, Se Venezia vive, e poi ricorderò anche un libro autobiografico per interposta persona che fu curato dagli allievi, cioè L'intellettuale militante, che venne pubblicato per i 70 anni di Mario, che raccoglie moltissimi saggi
in onore di Mario, di grandi intellettuali della cultura italiana, da Sergio Lustato a Claudio Pavone a Rossana Rossanda, e che riprende naturalmente il titolo del suo libro, Intellettuali militanti, intellettuali funzionari. Ultime cose, da storico, Mario Sneghi prende molto sul serio, questo abbiamo imparato da lui, il fascismo. Quando negli anni 70 c'è la famosa polemica con Garen e Bobbio che dicono ma no, il fascismo non ha prodotto cultura, era incultura, e questo forse ha a che vedere, dico, da storico di quegli intellettuali, anche col percorso biografico di Bobbio e Garen, grandi maestri anche della democrazia italiana, certamente Bobbio, che però avevano attraversato delle stagioni in cui quella cultura fascista in realtà si era prodotta. E Mario dice no, il fascismo ha prodotto vari livelli di cultura, lui li ha mappati nell'educazione dell'italiano, un libro degli anni 70 che si serve in modo molto pionieristico di sussidiari, di circolari scolastiche, eccetera, eccetera. Queste cose vanno studiate, così come vanno studiati i detti fascisti, e così come va studiato in un saggio molto bello il diario di Mussolini, che non ha alcun valore letterario, non è forse la prosa migliore di Mussolini, che pure era un prosatore importante, ma che è chiaramente una testimonianza decisiva di uno snodo appunto tragico, non so se controvoglia, ma da cui nasce un pezzo della storia d'Italia, senza dubbio il fascismo. E quindi prendere sul serio i fascisti è una cosa che noi abbiamo imparato da Mario, il che significa anche avere le giuste basi, le più solide basi per disprezzarli. Concludo, ho parlato fin troppo, appunto ci sarebbe a lungo da parlare di questo titolo, Tragico controvoglia, perché viviamo oggi in tempi tragici ed è inutile, possiamo essere anche svogliati, ma forse Mario ci insegna ad assumerci questa tragicità e a confrontarla innanzitutto con gli strumenti della storia, anche con la letteratura. Sullo sfondo viene relegato forse un po' di più in questo volume tutta la produzione di Mario sul problema dello spazio, sui luoghi, quello che lui ha fatto su Venezia, l'Italia in piazza, la lezione di Maurice Holbach, il grande sociologo della memoria, la lezione di Pierre Nora che lo porta Mario Sneghi a produrre in Italia i luoghi della memoria, e tutti noi in qualche modo, suoi allievi, ci siamo nutriti di questo e abbiamo prodotto delle ricerche che hanno valorizzato questi aspetti spaziali. Ecco, penso a Giovanni Sbordone che ha lavorato su Campo Santa Margherita, ma anche a Giulio Albanese che ha lavorato sulla violenza fascista, le origini del fascismo nelle calli veneziane, io stesso che ho lavorato sul ghetto di Venezia. Ecco, naturalmente non sono tutte idee di Mario Sneghi, dietro ci sono Pierre Nora, c'è Maurice Holbach che è uno dei più grandi sociologi del Novecento, però molte cose, come Mario ha scritto a sua volta, sono nate proprio nel suo laboratorio veneziano, perché nessuno più di un veneziano, se ha la sensibilità di Mario Sneghi, può rendersi conto di quanto lo spazio sia importante e quanto quello che in Francia Aguillon chiama la sociabilità e come essa funzioni anche a Venezia. Concludo appunto. Credo che potremo tenere un seminario di molte ore su questo titolo, Tragico controvoglia, e capire meglio, forse Mario adesso avrà voglia di raccontarci, di elaborare un po' questo e come questa formula potrebbe applicarsi ai nostri tempi e non solo alla storia d'Italia. Quello che Mario ha voluto dire è: guardate, ci sono tutte queste faglie, queste fratture, queste ferite che arrivano in fondo in anni recenti fino a tutta la stagione del terrorismo, a Moro, delle stagioni che Mario ha vissuto da vicino con il caos e la violenza della Padova degli anni 70, di destra, di sinistra, e oggi la violenza che noi abbiamo nelle notizie internazionali e nel cuore che ci risuona rispetto a quelle notizie. Insomma, quindi questo io credo che ci sono tanti motivi in questo volume che ci spiegano perché noi dobbiamo essere grati a Mario Sneghi per la sua opera intera. Forse appunto innanzitutto per averci insegnato a guardare con coraggio a questa tragicità, alla sua inevitabilità e ineluttabilità, ma anche averci aiutato a cercare i semi e la speranza delle rinascite e delle rimonte e delle trasformazioni possibili dopo la tragedia. Grazie. E adesso da dove parto, dove mi muovo e dove vado a finire? Ma tu l'hai voluto, Monsieur Dantin. Ho voluto il libro
grazie a Renato Camurri e all'avvocato Cantele che me l'hanno proposto e l'hanno reso possibile. Io non ci pensavo. O se ci pensavo come una cosa a cui verosimilmente tutti gli editori avrebbero detto di no, e quindi io non intendevo proporglielo, per farmi di no, nel senso di una raccolta di articoli e scritti, per giunta distesi lungo decenni, quindi particolarmente opaca e invendibile. Quando me l'hanno proposto ho detto, fossi matto a dire di no, io dico di sì. E così ho cominciato a pensarci sopra. E ne è venuto fuori qualche cosa che sono lieto che i due presentatori di oggi chiamino un vero libro e non appunto una raccolta di scritti sparsi, ma un vero libro che probabilmente deve molto alla chiave del titolo. La maggior parte di queste raccolte si chiama raccolta di scritti, la barba. No, nessuno avrebbe voglia di cominciarlo. Tragico controvoglia. Po' enigmatico cosa vorrà mai dire, ma insomma un po' di quarta di copertina, un po' di libro sfogliato in libreria, come si fa, lo dico ai librai presenti, e poi forse si può partire forse, arrivare non so mica, sono 500 pagine, però essendo pezzi vari, per quanto faccia libro io sia contento che mi venga riconosciuto che il libro, penso che sia comunque un libro sui generis. Non giudico neanche io necessario cominciare dall'inizio e arrivare fino alla fine senza fermarsi mai. No. Si può aprirlo e vedere che cosa succede. Adesso vediamo cosa succede nella raccolta degli spunti, io le ho sentite come bellissime, non solo perché riconoscimenti così flautati, presentazioni di Casini e di Simon, mi dice difficile chiamarlo Levi Sullam, ma insomma il collega Levi Sullam qui presente. Quindi raccoglierò di sicuro soltanto alcuni degli spunti. C'è una frase che io ripeto sempre con orrore, come un'espressione sciagurata di Agostino De Pretis, l'ex garibaldino in fuga da Garibaldi, come tanti altri. Dice il prossimo Presidente del Consiglio, De Pretis, nel 1861, cioè subito, anno 1 dello Stato unitario, che adesso bisogna spezzare la propria vita in due. Io ho orrore di questa frase, anche se bisogna essere discreti nel parlare di coerenza e rivelare di aspirare a una qualche coerenza. Ho orrore di quello, però, sentendo le vostre presentazioni, mi è venuto in mente che forse quella stessa espressione di spezzare la propria vita in due, se le togliamo quel che di programmatico ha e viene proposto da De Pretis agli ex garibaldini, ai mazziniani, insomma quelli che a questo punto devono mettersi in riga perché la monarchia ha vinto e i repubblicani se ne devono capacitare. Questo è il senso del discorso di De Pretis. Ma se io mi dimentico di queste origini e dico, ma un momento, prendiamo una vita media. Quante età storiche in genere passano, ci stanno dentro a una vita media di 70 anni o quanti sono? Io ho avuto già in questo momento maggiori possibilità di attraversare rotture e cambiamenti. Allora, se è così, non come qualche cosa quindi che si voglia fare, ma come qualche cosa che capita nella vita collettiva lungo un secolo o poco meno di un secolo, ogni vita d'uomo e di donna. So bene che oggi bisogna sempre rispettare i generi, va bene, d'accordo, io le cerco tutte quelle che trovo,
Se non ne trovo tante vuol dire che prima non c'erano le quote rosa, che ci posso fare? Io cerco e valorizzo tutte quelle che trovo nel corso della storia. Per esempio, Anita Ribeiro Garibaldi è sudamericana, che ci posso fare? Non è mica colpa mia. Jessie White Mario, sì, è sposata da Alberto Mario, ma è inglese. E avanti così. Che significa? Significa che ci sono i dislivelli di spazio e di tempo. Allora, è importante naturalmente che uno spazio, come quello italiano nel nostro caso, si correli e magari faccia dei salti di qualità in avanti, perché alcune donne si innamorano del Risorgimento e il che non guasta di qualche uomo del Risorgimento e lo sposa, niente meno Garibaldi e Alberto Mario, niente male neanche Alberto Mario, come personaggio. Vabbè. E insomma, quanti conflitti, quante rotture, quante vite spezzate ci sono. Ma che cos'è il Risorgimento stesso se non spezzare la vita degli stati, delle collettività e naturalmente degli individui in due? E non abbiamo sempre campato fin dalle elementari sulla bellezza e necessità del Risorgimento? Sì, che però significava violare un ordinamento, ciascuno il suo, un codice, e rischiare la fucilazione. E Garibaldi viene processato, sia pure in contumacia, per fortuna non lo prendono nel 1934 da chi? Ma dal Regno di Sardegna, cioè dall'incunabulo del Regno d'Italia. Partenza per le Americhe, ritorno nel 1948, però c'ha sul groppone questa condanna a morte. E quando si arriva al 1861, 61, Regno d'Italia, 62, il Regno d'Italia può ammettere che dei repubblicani vadano a liberare o occupare Roma? No, lo vuole fare il Regno d'Italia, lo vuole fare l'esercito. Ma questa volta non sono 1000, sono ben 2000 i volontari garibaldini che ancora dalla Sicilia ripartono verso Roma. E Roma è semplicemente così, l'obiettivo simbolico del dirsi la politica non è mica finita. La storia è ancora aperta e anche le nostre giovinezze, anche le nostre vite hanno ancora dei grandi obiettivi, perché di questo si tratta in fondo, traducendo nel privato la dimensione pubblica del Risorgimento. A questo punto, ed ecco la tragedia, e che doveva fare lo Stato, costituito ormai, se non bloccare eventualmente con la forza questi ribelli? E che dovevano fare però questi ribelli, anche loro, se mancava ancora niente meno che Roma, e se loro avrebbero voluto costruire una repubblica e si ritrovano invece una monarchia ultramoderata? Eccola la tragedia. Nella tragedia tutti hanno ragione. Siccome tutti non possono avere ragione, succedono sfracelli. E allora, qui ero già più avanti nel corso della mia carriera. Adesso apro una parentesi, poi ricordatemi che devo parlare di Caporetto, e stavo andando da quelle parti, stavo andando verso la Grande Guerra. Però siccome non voglio abbandonare in questo momento Garibaldi, dico 1982. All'ultimissimo momento il mio vicino di sedia al CUN, al Consiglio Universitario Nazionale, che era Luigi Firpo, niente meno, il grande studioso di Campanella, di Giordano Bruno, eccetera, filologo politico e repubblicano politicamente. In quel momento rappresentava i repubblicani nel Consiglio di amministrazione RAI. Vicino di sedia, noi due, lui come ordinario, io come stabilizzato associato, rappresentavamo le facoltà di scienze politiche. Mi dice, ma tu stai preparando Garibaldi, è l'anniversario? No. Dice, devi fare una biografia. Mancano pochi mesi. Mi ci butto. La scrivo, viene fuori bruttissima. Mi avrebbe abbassato la media e non la pubblico. Però intanto, nell'82, vengo a sapere che c'è un Enrico Isnenghi e che ha il numero, mi pare, 543, tra i 1000. Oibo, niente male.
Ma sarà un parente? Beh, insomma, viene da Rovereto. Rovereto è vicino a Riva. Mio papà è di Riva. Forse. E perché non lo accerto archivisticamente e filologicamente? Sostanzialmente perché non ce la voglia. Ma anche perché questo alone favoloso che rimane intorno al personaggio che è e non è, non un mio nonno, è impossibile. Questo lo so, perché non potendo naturalmente tornare in Austria, quella che allora era l'Austria, va a stare a Bergamo, aumenta il numero dei garibaldini di Bergamo, i 150, e fa lì l'orologiaio. Insomma, questo alone favoloso che sta intorno al fatto che avrei potuto accertare, così, in modo crudo e scabro accertare il fatto. Ma l'alone favoloso a me faceva gioco, non solo perché mi mettevo in casa un possibile garibaldino ed evitavo di scoprire che non era un parente o non così stretto, ma anche perché dei fatti che interessano a me hanno sempre fatto parte le affabulazioni, i fatti non accertati come qualche cosa di assolutamente concreto e oggettivo, appunto i fatti accompagnati dalle supposizioni, dal racconto. Ma per me il racconto, il dopo dei fatti, cioè il racconto dei fatti, non è mai stato meno importante dell'accertamento dei fatti fatti. Non per niente sono partito dalla letteratura e la mia tesi di laurea non era in storia contemporanea, non poteva perché non c'era la materia all'Università di Padova. È arrivato ad un tratto il professor Giorgio Pullini, quando io avevo un'altra tesi in latino, e mi sono buttato su questa tesi. Ma era una tesi di letteratura. E io lavoravo sugli scrittori, cioè lavoravo sulla mediazione, non sui fatti, ma sulla rappresentazione dei fatti. Il che mi ha sempre mantenuto in buoni rapporti con il mondo della letteratura. È soltanto la burocrazia accademica che mi ha portato alla fin fine a passare concorsualmente in storia contemporanea invece che letteratura contemporanea. D'altronde la letteratura intanto era andato verso paraggi formalistici che a me interessavano poco o nulla. Io che venivo da Nievo e che avevo bisogno appunto di intrecci di storia e letteratura, di intrecci di vite private e di vita pubblica, di collettività dentro cui viaggiavano i percorsi dei singoli, e quanti ce ne sono nel grande romanzo di Nievo. E perché poi De Santis, Carducci, Croce, i grandi organizzatori della visione della letteratura italiana nell'Ottocento non nominano mai le confessioni di un italiano? Che c'entra questo con la qualità oggettiva della letteratura? Nulla. Su questo sono pronto a sfidare l'intero raggruppamento degli italianisti, ma che non ne ha più bisogno perché ormai finalmente Nievo è decollato, e anche Casini che è qui, che è condirettore della rivista Pisana, la rivista internazionale Pisana, ne è la prova. Ormai Nievo è riconosciuto, sì, ma ce n'è voluto, e perché? Ma è ovvio perché Manzoni andava bene e Nievo non andava bene, come Livre de Chevet, come libro in cui chiamare i cittadini del nuovo Stato italiano a vedere se stessi. La Pisana, quando c'è Lucia ha da essere, non la Pisana, questo scavezzacollo, questo maschiaccio, troppo bella, troppo libera, troppo spregiudicata, buona alla sua maniera, sì, ma di una bontà sregolata. E Carlino, che non si perde una rivoluzione per tutta la sua vita, e quelli che non riesce a fare a lui, ci sono i figli che vanno a farle per lui. Questa è la confessione dell'italiano, una autobiografia collettiva, bloccata dalla morte giovane. Nievo muore a 30 anni. E
anche lui era uno dei 1000, il che naturalmente non guastava, sempre per intrecciare, avvocato Cantere dovunque lei sia, ecco appunto, intrecciare la realtà con la favola, i 1000 che vanno a liberare e conquistare il regno delle 2 Sicilie. Ma è una favola o una realtà? È tutte e due. Benissimo, mi va benissimo. Ma evidentemente ci voleva contemporaneamente l'occhio storiografico e l'occhio narrativo, epistolare, letterario, le splendide lettere di Nievo. Nievo non ha mica scritto soltanto il romanzo, a parte che ne ha scritti altri romanzi, certo non riuscito come quello, ma ha scritto delle bellissime lettere e quindi le soggettività che si raccontano a donne, rieccola, qui le donne si incontrano, una madre notevole, morose, misteriose, a cui scrivere e lettere bellissime. Parlaci anche del Novecento, raccontaci anche del Novecento, vogliamo sapere. Raccontiamo, voi sapete. Meneghello, Pavese. Meneghello, Pavese. Io non c'entro nulla con Pavese. Per fortuna Pavese ha scritto quel terrificante taccuino paranazista. Perché l'abbia scritto mi sfugge, né i pavesisti o come si chiamano hanno saputo spiegarcelo, ma insomma c'è questo terribile taccuino, scritto durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui non solo non viene fuori il resistente, che non può venire fuori perché non esiste nei libri successivi, ma viene fuori uno che flirta in maniera obliquo, peggio che con il fascismo. Non so spiegare il perché. Però è molto interessante che ci siano voluti decenni perché ricomparisse questo taccuino, che certo chi l'aveva trovato non aveva proprio scordato nel fondo di un cassetto, ma non riteneva di poter mettere in circolazione, il che di nuovo mi mette di fronte ai fatti di primo grado che si ammantano di fatti di secondo grado che non sono meno importanti dei fatti di primo grado. Vuole il caso, un caso provvidenziale, che io per qualche anno abbia insegnato storia e giornalismo quando dalla scuola sono passato in parte prima e poi del tutto all'università. La mia prima materia è stata quella, il che mi ha messo a contatto con quelli che io ho chiamato i fatti di secondo grado, cioè le balle tipiche di ogni giornale quando scrive di cose che non sono ancora state accertate. Ma siccome quei giornalisti scrivono sul quotidiano non c'è tempo per accertarle e intanto bisogna immaginarle, supporle, raccontarle. Il lettore si muoverà dunque dentro dei factoidi, no? Dei fatti che non sono accertati come tali, e però vanno in giro come fatti fossero. Allora, noi siamo continuamente avvolti, ma pensate alle guerre di oggi, ma cosa sappiamo noi per davvero di quello che sta succedendo oggi in Israele o nell'altra guerra, tutte le cose. Eppure ognuno di noi giura in un senso o nell'altro con grande sicurezza, tranne qualcuno dei presenti. Bene. Allora torniamo a quello che stavo dicendo prima e poi mi ero ritratto. Caporetto. Abbastanza all'inizio, molto all'inizio della mia serie di studi c'è I Vinti di Caporetto, è un'antologia di testi diaristico-memorialistico-narrativi che metto insieme nel 67 per la Marsilio e che curiosamente non ha mai avuto una ristampa. La maggior parte dei miei libri per fortuna sì, ma non quella. Dunque è un'antologia con un saggio introduttivo di 100 pagine, è un libro doppio. Siamo nel 67, lo preparo nel corso degli anni 60, è figlio della mia tesi di laurea del 62, come il mito della Grande Guerra, che però segue i Vinti perché il mito è nella prima edizione, la terza dell'anno 70. In quegli anni lì si andava in cerca della rivoluzione. Era o non era stato Caporetto qualche cosa di simile a una rivolta
o addirittura una rivoluzione, era stato accusato di esserla. Caporetto, letto dagli antipatizzanti, dagli avversari, questo era. La Russia in Italia, 1917. È questo o non è questo? Io non ci avrei pianto sopra all'epoca se avessi trovato conferme a quello che pensavano, temevano Cadorna ed altri. Ma non era questo. Non era questo. Ci muoviamo in piene supposizioni, sogni, incubi. Ma i sogni, si sa, possono essere bei sogni, come ci invita a fare Gramellini, oppure incubi. E cos'era Caporetto? Poteva essere tutte e due, di nuovo il dualismo. Ma che cos'è fattualmente? Per sapere cosa succede fattualmente, campa a cavallo. E intanto però si vive come se si sapesse cosa sta succedendo. Ma cosa sta succedendo? Un accenno di rivoluzione, cioè un cambio di paradigma, si esce dallo Stato nazionale e si va in direzione dell'internazionale o, ecco, non svolgo questo, se no diventa una cosa diversa da quello che deve essere questa sera. Raccolgo semplicemente uno spunto nel senso di dire che ho sempre amato muovermi sul crinale di fatti accertati e di fatti ipotetici, sogni, e quindi per questo la letteratura andava molto bene. Per esempio, tra i saggi che ho raccolto in questa casa, ce n'è uno dedicato a un dramma di Brancati, di Vitaliano Brancati. Siamo nel 1932. 32 vuol dire il decennale della marcia su Roma, un momento in cui ancora una volta il contesto preme sui testi e in qualche modo li modificano. Lui è giovanissimo, è del 7, non può avere partecipato alla guerra a Caporetto, però scrive un dramma che si chiama Caporetto. Apriti cielo, non si può parlare di Caporetto. Caporetto è questione chiusa. Non occorre avere accertato che cosa è veramente accaduto a Caporetto. Quando Gioacchino Volpe, che pure è uno storico di assoluta fiducia per il regime fascista, alla metà degli anni 20 chiede di vedere i documenti d'archivio per studiare che cosa è veramente avvenuto a Caporetto, Mussolini e Camerati gli dicono no, perché gli archivi non sono i luoghi della documentazione oggettiva, ma i luoghi della costruzione di paraverità, in modo più o meno consapevole da parte degli archivisti. Non voglio scandalizzare nessuno, ma io, anche per legittimare il fatto che ci sono andato così poco, penso male degli archivi in questo senso. Ecco. Allora, il giovane fascistissimo Brancati, che si è iscritto al partito alla metà degli anni 20, la metà degli anni 20 vuol dire all'epoca di Matteotti, immediatamente ripiega e dice no, non lo chiamiamo Caporetto, chiamiamolo Piave. Vabbè, dici poco, i titoli sono importanti, le parole sono importanti. E viene recitato dalla compagnia di Anton Giulio Bragaglia, viene pubblicato in volume da Mondadori. Non basta. Brancati si sente nel suo ambiente, che è l'ambiente fascista, l'ambiente di regime, dove lui, giovanissimo, vuole evidentemente far carriera. Lui si appoggia addirittura a Teresio Interlandi, id est, la difesa della razza. Sì, dice perché il siciliano, dicono i suoi difensori, sarà per questo, però, insomma. Che fare se non basta trasformare, spezzare la vita del suo testo in due e da Caporetto farlo diventare Piave? Non basta. Ma cosa può fare un letterato? Cosa può fare uno scrittore? Ripudio la mia opera. Ecco, Brancati ripudia l'opera, non è sua. Naturalmente lo storico se ne infisca che lui l'abbia ripudiato. Queste sono cose che forse, non so, possono interessare i letterati. Ma lo storico, anzi, diventa ancora più interessante sapere che ha ripudiato una cosa che pure ha scritto, ha pubblicato e ha fatto rappresentare. Perché l'ha ripudiato?
evidentemente anche la vita delle opere si può spezzare in due. Ecco, quindi la storia del Novecento è la storia di una prima guerra mondiale che gli interventisti democratici si vendevano a se stessi e agli altri come la quarta guerra dell'indipendenza nazionale per la liberazione di Trento e Trieste. Dice, ma sono proprio tutti italiani e volontari italiani a Trieste? No. Ma quanti lo sanno e lo vogliono sapere al momento che gli sloveni sono buonissimi secondi? Che spiegherà poi certe vicende terribili della seconda guerra, perché tutti vogliono Trieste, anche quando la chiamano Trust, e comunque vogliono Trieste. Allora, una guerra è quella, e l'altra è quella dei nazionalisti, colonialisti e imperialisti, che erano pronti a fare la guerra a fianco, nella triplice alleanza, della Germania, perché l'Italia si facesse il suo impero. È un'altra guerra. Ma la tragedia è che chi sta nel fango di una trincea, la guerra che fa è quella col fucile 91, in quella trincea, con quelle scarpe, con quei turni o con quella mancanza di turni. Oggettivamente, fattualmente, per milioni di soldati, la guerra vera è quella guerra in grado minimo, eventualmente spoliticizzata, su cui mettono il cappello politico questo, quella formazione politica, questo, quell'orientamento. Vabbè. Ma io non aderisco certo alle visioni degli ultimi decenni in cui la politica conta nulla, conta soltanto la povera vittima, gli orfani, le vedove, eccetera. Tra i presenti quelli che mi hanno sentito parlare nel ciclo sulla Grande Guerra sanno che a questo punto io posso partire per la tangente e dire che preferisco gli attori alle vittime. Ciò non toglie che le vittime oggi vadano per la maggiore. Ma questo fa parte del riflusso verso il privato. Volere o no, anche gli obbligati sono immessi dentro una storia più grande di loro, anche se loro non avrebbero voluto parteciparvi. È così. Il fascismo, questo intreccio di volontarismo e elite che vogliono imporre una scelta politica anche alle masse, e non dimentichiamo da dove vengono Benito Mussolini e buona parte dei dirigenti, dal Partito Socialista, dai sindacalisti rivoluzionari, dall'anarchia, hanno sempre parlato di masse. E sotto sotto forse sono sempre stati elitisti, ma vabbè, ma che vuol dire questo? Non basta la elite chiamarla invece che come Pareto o Mosca chiamarla avanguardia e siamo pienamente nel nostro tempo, cioè nel loro tempo, nel primo decennio, nel secondo decennio, le avanguardie che si tirano dietro le masse. Per fare cosa? Beh, intanto per fare le avanguardie, che non è cosa da poco, intanto per esserci e contare esistenzialmente. La dimensione esistenziale della politica ma è fondamentale. Ebbene, il fascismo sarà questa somma di avanguardismo, elitismo, minoranze che guidano e si impongono e di gregariato di massa. Come stanno insieme l'interventismo e poi la marcia su Roma, cioè l'elite che dinamizza la storia, rompe, esercita una rottura, come sta insieme con l'elogio dell'ubbidienza e del gregariato di massa? E il regime sarà proprio questo, avanguardie più masse gregarie. Fino a quando vado avanti? Ho finito il mio tempo? Cosa facciamo? 2 minuti. Ti chiedo una conclusione su Meneghello e poi apriamo, se vuoi. Meneghello. E poi apriamo a Meneghello. Ho appartenuto per un po' alla generazione che ha amato e si è riconosciuta in Meneghello. Come era bravo Meneghello anche per me, come rimane bravo per me nei Piccoli Maestri, è ancora più interessante per me nei Fiori Italiani.
storia della scuola, storia dell'università, storia di Liviano, storia dei padri dei miei insegnanti, e quindi con possibilità di immedesimazione, immersione, eccetera. Poi ho scoperto che andavamo tutti scrivendo quanto era ironico Meneghello, quanto era autoironico Meneghello, ma una volta che ho osato inserire uno spunto critico in una mia recensione, mi sembra a Bau 7, lui si è arrabbiato moltissimo, che mi ha fatto pensare che la sua autoironia non fosse di buona lega. Sono passati gli anni, ha mandato ogni tanto avanti sua moglie Katia come plenipotenziaria e diplomatica per smussare le cose, ma io non avevo niente di smussare, semplicemente mi aveva deluso. Ecco, allora sono tornato a leggere i libri che mi piacevano finché ho ritrovato il Meneghello che ancora più mi interessa di quei due libri che mi piacciono, e cioè è Meneghello più Rigonis Stern più Nuto Revelli. Cioè sono i nati nel 21 e nel 22, che arrivano a 20 anni alla seconda guerra mondiale e ci arrivano da fascistissimi. Che succede di loro? Allora io li ho usati negli ultimi, 20 anni, qualcosa del genere, li ho usati come rappresentanti non tanto della categoria degli intellettuali, perché Nuto Revelli era un'altra cosa. Lo sapete che Nuto Revelli nel 1939 vuole fare della sua vita la vita di un ufficiale di professione e quindi va all'Accademia di Modena nel 39. 39 vuol dire dopo il 38, dopo le leggi razziste e subito prima della seconda guerra. Nuto Revelli, che più? Uno dei nostri maestri del secondo dopoguerra, vita spezzata. Ecco che la categoria critica della vita spezzata forse può buttare qualche cosa di buono invece che di cattivo. E Meneghello, littore, giovanissimo, nei litoriali della cultura. Di nuovo una vita spezzata. Ma qual è il vero Meneghello? Qui si aprono grandi spazi di riflessione critica. Esiste un vero Meneghello o un vero quale che sia, insomma, una verità di una persona che ha vissuto per quanto ha vissuto ed è stato attraversato dal proprio tempo. Potrebbe essere un finale, che dite? Finiamo da qua. Allora, avete sentito come Marius Negri ha potuto raccogliere solo alcuni degli spunti e proporne molti altri che attraversano questo volume e che con la sua arte affabulatoria potrebbe continuare a guidarci e incantarci in diversi contrade della storia d'Italia tra 8 e 900. Dico solo appunto che una delle formule che lui ha usato è molto rappresentativa del suo metodo e del suo percorso. Sarebbe da misurare se fin dalle origini appunto che affondano nella letteratura e non direttamente nella storia, ma la formula è quella dei fatti e il loro racconto, con una priorità, notate bene, ai fatti, alla fatticità e quindi al sé storico dello studioso, e poi naturalmente il problema di come i fatti vengono rappresentati, che cosa significa venire dopo i fatti. E questo tema delle svolte nella storia d'Italia fu poi oggetto di un seminario animato da Marius Negri che ha segnato e influenzato molti di noi, e da ultimo posso dire che anche 10 o più anni dopo il mio libro recente I fantasmi del fascismo deve molto a questo problema del passaggio tra fascismo e postfascismo che Mario Isnenghi evocava da ultimo a proposito di Meneghello, ma anche di Nuto Revelli e Rigonis Stern. A questo punto abbiamo ancora un quarto d'ora abbondante per lasciare spazio al pubblico, quindi io raccoglierei 2 o 3 domande, poi avremo una risposta di Mario Isnenghi e poi, se ce n'è il tempo, qualche altra domanda e di nuovo la conclusione dell'autore, salvo che poi naturalmente il professor Casini non voglia aggiungere di suo qualcosa, anzi forse senz'altro gli lasciamo lo spazio. Quindi prego, se ci sono delle domande, osservazioni, richieste di chiarimento.
È la vostra occasione per sapere tutto di Mario Snenghi, quindi approfittatene. No, il dibattito no. Quanto male ha fatto quella battuta. Prego. Una curiosità, se può dirci qualcosa sul suo rapporto con Hayden White, visto che Hayden White, visto che hanno parlato di fatti e rappresentazioni, vorrei capire cosa ne pensa. Grazie. Raccogliamo ancora qualche spunto. Non so se Simone vuole inserirsi in tutto questo materiale che è emerso, se c'erano degli spunti che volevi o delle domande ulteriori che tu stessi volevi porre a Mario prima delle sue conclusioni. Sì, magari dopo una riflessione. Giulia Albanese. Forse mi piacerebbe sapere se guardando indietro nella scrittura e nella riedizione o l'edizione di questo libro ha trovato Mario delle rotture rispetto alla sua produzione, rispetto ai suoi temi eccetera, a cui non aveva pensato oltre alle continuità. Qualcun altro? Ecco, a vantaggio dei non specialisti accenno solo al fatto che Hayden White è questo filosofo della storia americano che ha sostenuto che, semplifico molto, la storia è una forma di letteratura come tutte le altre e che anche le grandi opere di storia sostanzialmente possono essere lette attraverso le loro trame e i loro plot, le loro trame ricorrenti, tragiche, ironiche, comiche e via dicendo, e che quindi in sostanza non c'è una vera differenza, e questo ha poi dato luogo a un dibattito molto animato tra gli altri con Carlo Ginzburg, che ha detto sì, letteratura va bene, però ci sono anche i documenti, quindi attenzione a non finire in una deriva diciamo ultrascettica. È interessante sapere Mario cosa ne pensa, visto che lui viene ha questa doppia identità di storico e di letterato. Ho fatto questa precisazione per il pubblico. Vado. Già questi due spunti sono... Poi sentiamo il professor Casini. Sì. Io sono uno scarso metodologo. Ho letto poco e mi sono interessato fino a un certo punto di metodologia. Ho sempre preferito l'arte applicata e il diretto contatto coi testi. Probabilmente questo è quello che debbo al mio professore di tesi, Giorgio Pullini. Veniva dalla rivista Comunità, dove in ogni numero recensiva libri. Forse leggendolo qualche cosa mi è rimasto di interesse alla lettura dei testi, ma con un rapporto diretto con quel testo lì, non mediato da particolari letture di carattere metodologico. Però proprio White, ricordo bene che è stato, non come presenza autoriale, ma per il suo libro, al centro di un seminario che abbiamo fatto all'Istituto di Studi Storici della Facoltà di Scienze Politiche, dove è cominciata la mia carriera universitaria, a Padova. E ricordo anche che io avevo concepito questa serie di incontri su libri importanti. Era un piccolissimo istituto, non c'erano ancora i dipartimenti, eravamo letteralmente 4 gatti all'interno di una facoltà di scienze politiche che aveva scarso interesse per la storia, era proprio l'ultimo ramo rispetto a tutti gli altri, ma insomma noi cercavamo di fare qualche cosa, e ricordo di aver proposto questo autore e il libro di White, allora tradotto in italiano, Retorica e storia. Proprio retorica e storia, infatti, che a me diceva qualche cosa. Cioè mi sembrava di trovare una convalida importante, internazionale, e metodologicamente significativa di cose che io così
venivo facendo perché avevo avuto quella storia personale di carattere accademico, perché venivo dalla letteratura e mi avviavo verso la storia insegnando e studiando nel frattempo i giornali, perché quella rimaneva in quel momento la mia materia, la storia e il giornalismo. Ebbene, quello che ricordo è che i miei colleghi di storia, scienze politiche non erano affatto convinti, non solo di White, ma anche di questa mia scelta di introdurre questa libertà di pensiero eccessivo rispetto alla fattualità. Correndo avanti nel tempo e avvicinandomi alla fine dello scorso secolo, erano intanto successe tante cose. Cioè la vittoria dell'interpretazione sui fatti. Mi sembrava francamente eccessivo. Io ero di quelli che aveva anche pagato dazio dal punto di vista accademico, mettendoci troppa interpretazione, troppa letteratura, diciamo in senso stretto e in senso ampio, dentro la storia. Apparendo quindi agli storici un po' troppo sospeso in acrobazia sul crinale di aree distinte. La vicenda era andata avanti, l'oggettività, l'oggetto, la fattualità era andato smarrendo i suoi contorni e tutto era diventato pensabile. Realtà non ce n'era più. A questo punto io, pur guardandomi con sorpresa e senza quasi riconoscere me stesso, mi sono detto: ma stai forse diventando positivista? Sì, perché davanti a certe ricostruzioni della Grande Guerra, in cui spariva totalmente la guerra e le ragioni loro, e c'erano soltanto i sentimenti e le ragioni 100 anni dopo, quello era il mio terreno esemplificativo per dire no, guardate che i fatti ci sono stati davvero, possiamo discutere del senso di quei fatti, delle soggettività loro e discutere e dire ma la nostra soggettività è diversa. In realtà poi in 100 anni quanti racconti della Grande Guerra ci sono stati, e non bastava d'altra parte spostarsi di paese e trovarsi un altro. Non bastava andare in Francia e in Inghilterra da 100 anni e scoprire che la prima guerra mondiale dalla parte italiana si riduceva a Caporetto perché altra guerra non c'era stata agli occhi di inglesi e francesi. Non parliamo degli austriaci per i quali Vittorio Veneto non è mai esistito. Veramente, insomma, la guerra sembra fatta apposta, a me, ma oggettivamente così, per sguazzare dentro questi fatti che non sono mai riconosciuti come fattualità e oggettività. A questo punto a me veniva invece a trovare di dire puntiamo i piedi, qualcosa è veramente avvenuta, voglio sapere che cosa è veramente avvenuto e non soltanto come ce la siamo raccontata dopo. Quella è un'altra storia, interessantissima, ma è un'altra storia. Per cui diciamo che mi sono allontanato da un certo giro di pensiero, avvicinandomi molto al recupero dei fatti. E non mi pare che la situazione attuale sia molto diversa. Io avrei voglia di sapere come veramente vanno le cose, anche dal punto di vista civile e politico. Domanda di Giulia su come hai... Giulia, cosa mi ha chiesto Giulia? Riguardando i tuoi scritti, che tipo di fratture hai trovato, o continuità, eccetera. Poi magari il professor Casini conclude. Ecco. Sì. Ma ho trovato fratture, aspetta che penso. So bene che i caporettisti del dopo avrebbero voluto in me 20, 30, 40, 50 anni dopo una fedeltà a Caporetto come ribellione, che io non gli ho dato. Allora su questo sì, ho dovuto discutere con me stesso, oltre che, non so, con Giovanna Procacci per fare un esempio e con qualchedun altro.
A me sembra che la loro richiesta fosse quella di continuare a far prevalere l'istanza politica sul riconoscimento dei fatti realmente avvenuti. E allora a mano che io vedevo che non c'era più da affermare l'importanza del racconto, perché quella era una battaglia ormai fin troppo vinta. E bisognava fare dietro front e recuperare i fatti. Ecco, nelle riletture che ho fatto mettendo insieme questo libro mi sono trovato di fronte a questi problemi, ma sono i problemi a cui mi ero trovato di fronte già negli anni 90. Mettendo insieme la raccolta, ecco, se uno lo legge come appunto non un'antologia, ma anche come un filo conduttore, a un certo punto si trova di fronte a un librino che mi è stato commissionato pochi anni fa da Goffredo Fofi. Fofi, con più discrezione di altri, voleva che io fossi ancora l'autore di Vinti di Caporetto che aspettava l'arrivo della Russia in Italia, come io non ero. E allora ho messo insieme un antico articolo uscito addirittura su Quest'Italia di Vladimiro Dorigo, che si chiamava Il fecondo inganno degli interventisti democratici. Era Francesco Coppola, uno dei capi del nazionalismo, che nel 19, pare, nell'immediato primo dopoguerra, ridacchiava felice su Salvemini e gli altri interventisti democratici che si erano illusi che la guerra fosse quello che non era, fosse ancora una guerra mazziniana, con la nazione Mazzini, la nazione fraterna, l'Italia fraterna, sorella delle altre nazioni, ma invece no, il nazionalismo novecentesco è tutt'altro dalla nazionalità ottocentesca. Allora ho messo insieme questo librino pubblicato dagli Asini, la piccola casa editrice appunto di Goffredo Fofi, l'articolo antichissimo e un articolo scritto apposta pochi anni fa nel corso dell'anniversario, in cui fa parte appunto di quel côté autobiografico che Simo ha segnalato, che ha finito per prevalere negli ultimi decenni, perché in fondo è un modo per essere anch'io parte di questo frangente. Non è che io mi chiami fuori dall'importanza del soggetto e delle interpretazioni. Ritengo di essere anche alle origini di questo. Temo che si sia andato troppo avanti e quindi mi ritraggo. Allora, in questo articolo scritto apposta per Fofi mi sono lasciato andare forse fin troppo. Nessuno mi ha arronzato duramente ed esplicitamente, ma implicitamente io penso di sì, qualcheduno dei miei lettori più amante della pace, perché mi sono lasciato andare a dire che dopo oltre mezzo secolo che ho a che fare con la Grande Guerra, io ancora mi interrogo su quello che avrebbe pensato e fatto Mario Isnenghi nel 1914-15. Domanda terribile, mi rendo conto, l'applauso è misero infatti. Io vorrei Così stanno le cose. Soltanto molto rapidamente per sottolineare appunto la ricchezza di stimoli che e anche appunto questo fatto di un lavoro intellettuale, di un'avventura intellettuale che sì appunto muove da domande che perdurano attraverso il tempo, ma che spesso è occasionato dal dialogo, no? Mi pare che sia una ricerca strettamente legata anche a un ambiente intellettuale, anche universitario, forse particolarmente stimolante, ecco, dove tanti lavori, in effetti sono stati, ecco, mi pare Mario Isnenghi lo dice a un certo punto, occasionati ma non occasionali, cioè sono appunto spesso suggerimenti ricevuti ma che poi appunto hanno uno sviluppo personale. Questo credo
credo sia un riconoscimento che volevo fare proprio anche al retroterra culturale, universitario, appunto, che così che si percepisce anche nelle righe di tutto questo libro. Bene, grazie Simone Casini, Mario Snenghi e l'Ateneo Veneto, e ci sono, se volete, delle copie del volume e un firmacopie per cui l'autore è ben disponibile, e arrivederci. Grazie.